Buongiorno dalla Toscana. Il 2022 è un'annata veramente particolare nei nostri vigneti. Abbiamo avuto una primavera e un'estate tutto sommato che ha visto pochissime piogge. Siamo su livelli record, addirittura nel periodo che va da gennaio a luglio abbiamo avuto appena poco più di 200 mm in media rispetto ai 500 dei valori pluriennali, e soprattutto abbiamo avuto tantissime giornate con temperature elevate. Nel periodo dal 1 giugno al 10 agosto si sono registrate ben 38 giornate con valori superiori a 35 gradi, il che vuol dire vigneti praticamente bloccati dalle alte temperature. Dal punto di vista climatico quindi è sicuramente un'annata particolare. Abbiamo avuto finalmente le prime piogge il 15 agosto con un altro evento tra il 18 e il 19 che in alcune zone ha portato anche fino a 80-90 mm di acqua, quindi un buon ristoro per i vigneti che in diversi casi stavano iniziando a soffrire per la siccità estiva. Tra gli eventi particolari non si registrano comunque danni da gelate tardive. Abbiamo avuto un germogliamento regolare e con una elevata anche fertilità delle gemme, fertilità elevata dovuta anche all'anno precedente in cui la produzione era stata notevolmente ridotta proprio a causa delle gelate tardive. In alcune zone si registrano anche dei danni, seppur su vigneti limitati, da grandine, grandine che si è verificata in queste ultime settimane, ma sostanzialmente a livello di produzione siamo su livelli medi o anche superiori leggermente alla media. Dal punto di vista sanitario l'annata è tutto sommato abbastanza tranquilla, non ci sono grandi problematiche dal punto di vista dei funghi e quindi in assenza di peronospora, soltanto alcuni attacchi di oidio soprattutto nella fase iniziale della stagione e in alcune zone magari più alte in collina, mentre si registrano in alcuni casi attacchi da parte di tignole soprattutto nella costa, dove in alcuni vigneti soprattutto nel periodo giugno-luglio appunto abbiamo avuto una situazione che in alcuni casi ha richiesto anche interventi con insetticidi. È invece un'annata che si sta presentando con ancora danni evidenti a causa del mal dell'esca, soprattutto colpo apoplettico registrato in queste ultime settimane. Sostanzialmente quindi direi che in Toscana a livello di produzione siamo appunto leggermente sopra la media. Aspettiamo queste ultime settimane per vedere l'evoluzione della maturazione, ma in diverse zone siamo già in fase di raccolta, soprattutto per i vitigni ad uva bianca della costa, dove appunto si sta già da una decina di giorni ormai procedendo con la vendemmia. Per il Sangiovese andremo come di consueto a partire dalla metà di settembre e sulla qualità molto influiranno proprio queste ultime giornate. Le temperature ora sono abbassate, quindi si spera anche in un recupero da un punto di vista qualitativo.